Seconda corsa, premio Giardello, Gentleman in sulchi a cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 in carriera, sono in 11 dopo il ritiro del numero 2, 1 Coriolano Pell, Paolo Mazzieri, 2 Scerì del Nord, Giuseppe Palombarini, 4 Clark Cable Holm, Samuele Querci. Poi 5 Cazzaniga Light, Vittorio Miniero, 6 Creed Matley, Michele Canali, in seconda fila 7 Carlina De Gleri, Saldo Mignano, 8 Caressa V, Massimo De Luca, 9 Cellias, Leonardo Vastano, 10 Caio Largo Pax, Michele Rossi, 11 Cartier, Patrick Romano, 12 Chloe Jet, Carlo Ballotta. Stacco della macchina. Veloce, Clark Cable Holm che prova a scavalcare Sherider Nord al quale numero rientra 10 Caio Largo Pell, Pax che si sistema squalificato. in seconda posizione. Quindi in vantaggio Samuele Querci con Clark Cable Holm davanti a Coriolano Pell, poi filtra dalla seconda fila Carlina De Gleris, 200 metri in 14,6, quindi in vantaggio Clark Cable Holm che conduce, avanza al largo Scerì del Nord che è rimasta nella posizione peggiore, affianca il battistrada. Intanto arriviamo ai 400 in 30 appena abbondante. Seconda curva, attacca Scerì del Nord ma lo respinge Clark Cable Holm, sempre Coriolano Pell seconda alla corda davanti numero a 11 Carlina De Gleris. Cartier squalificato. Frazione della curva in 15,2, viene fuori 45,3 per i primi 600 metri, intanto qualche rottura nelle retrovie, tra i quali anche Cartier e il numero 9 di Celias, quindi siamo al passaggio davanti alle tribune. Il giro viene completato in 1 minuto e 3 decimi. Sempre Scerì del Nord in uno scomodo percorso esterno, Coriolano Pell è in seconda posizione ma non ha la destra libera, poi vediamo Carlina De Gleris a precedere Carezza V. Intanto arriviamo al chilometro in 1.15,7, ritmo abbastanza svelto per la categoria con Clark Cable Holm sempre in vantaggio. Ora Paolo Mazzieri decide di spostare Coriolano Pell e prende la schiena di Scerì del Nord per probabilmente provare la terza ruota. Intanto di dentro si lancia Carlina De Gleris, retta di là passata in 15,4, siamo sull'ultima curva, si lancia in mezzo alla pista Coriolano Pell mentre rompe Scerì del Nord, cerca di scappare Clark Cable Holm ma si avvicina a Coriolano Pell. Ultima curva passata in 15,7, retta d'arrivo, sempre in vantaggio Clark Cable Holm, ci prova Coriolano Pell ma sembra avere ancora buone energie. Il battistrada che viene a vincere Clark Cable Holm, secondo posto per Coriolano Pell davanti a Carlina De Gleris e al quarto Caressa V. 1.15,8 la media al chilometro per il figlio di Pascel Est in percorso di testa con Samuele Querci. Training a Moriello per la scuderia dell'Olmo che viene a vincere molto bene dopo aver respinto Scerì del Nord, si è difeso con scioltezza da Coriolano Pell che prende un comunque buon secondo, mentre al terzo Carlina De Gleris.